La deflagrazione è potentissima quando sono le 3:20 nel cuore della notte in questo distributore Eni in via Kennedy, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal centro di Zero Branco. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ovvero un ordigno artigianale costituito da una lastra di ferro con fissato un congegno esplosivo che viene infilato a forza nella fenditura solitamente destinata all'emissione delle banconote, in questo caso la colonnina dell'automatico. Così ha fatto il ladro, sorpreso anche dalle telecamere, che però evidentemente ha fatto male i conti, perché buona parte del bottino è andato in fumo, banconote come coriandoli, 200 massimo 300 gli euro asportati. Un colpo violento nelle modalità, anzi violentissimo, ma alquanto maldestro nell'esecuzione. Dalle telecamere sembrerebbe che l'uomo incappucciato, ma con il viso parzialmente scoperto, abbia armeggiato diversi minuti prima di venirne a capo. Di certo resta la devastazione. L'esplosione è stata così potente che la cassa ha squarciato la colonna dell'antincendio, pezzi sono finiti anche nella vicina vetrata, danneggiata pesantemente la copertura della stazione che è stata così transennata. Il giovane Vasile è arrivato al lavoro nel bar dell'impianto alle 6 del mattino. A quanto pare sì, è stato molto potente, sì, per fare un danno del genere. Si vede che dall'esplosione sono volati pezzi dappertutto. Sì. Probabilmente il ladro è entrato in azione dai campi e ha operato in solitaria, ma non si esclude possa essere stato raggiunto da un complice che lo ha aiutato nella fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno raccolto in giornata le denunce di proprietario e gestore dell'impianto. Al setaccio ancora le telecamere. Tra clienti e avventori serpeggiano rabbia e preoccupazione. È gravissimo, no? Grave, perché quando chi ciappa qualche duni e che vuole più bene ancora, serve dargli come si può dire, un insegnamento a questi quattro delinquenti che perché fa solo che danni e basta. Mi auguro che la giustizia faccia il suo dovere. Tutto qua.